Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì a tutti, eccoci qua amici di Pomeriggio Special, ciao da Cristina Ruffino ed eccoci arrivati a quella che è la nostra prima puntata della settimana. Sono le 18 in punto ed io sono pronta per darvi il benvenuto nel mondo di Io Compro Siciliano per Pomeriggio Special e per quella che è la nostra classica rubrica del lunedì, la cucina dei ricordi con il nostro chef che è già pronto nel backstage per essere chiamato. Oggi non lo chiamo, no, sto scherzando, lo chiamo immediatamente il nostro chef Mariano Carbonetti. Mariano. Ciao Cristina, buonasera, lo so, non mi volevi stasera, ma io imperterrito eccomi qui per fare questa ennesima puntata insieme. Assolutamente no, stavo ovviamente scherzando. Allora, il lunedì è sempre una giornata bellissima per quanto riguarda tutti, perché lunedì si parla di una cosa molto amata che è il cibo. E con te ogni lunedì siamo abituati ormai a fare dei viaggi in giro per la nostra bellissima Sicilia alla ricerca delle eccellenze, no? Siciliane e culinarie e ovviamente oggi cambiamo provincia, perché oggi dove ci porti, chef? Allora, oggi facciamo un bellissimo giro a Ragusa e Ecco. proprio a Ragusa poi conosceremo un noto personaggio, un noto chef ragusano che è veramente un'eccellenza del territorio. Ma parliamo un attimino di Ragusa, vediamo cos'è Vai. questa Ragusa, vediamo questa bellissima città. Ragusa ha un'origine intanto antichissima. Tu pensa che si dice che l'origine possa derivare da alcuni siti preistorici della Sicilia orientale che addirittura appartenevano ai Siculi. Chi erano i Siculi, Cristina? Cristina, devi sapere che la nostra Sicilia era suddivisa in tre parti: Siculi, Sicani ed Elimi. I Siculi prendevano la parte orientale della nostra Sicilia. Quindi Sì. da questa diciamo prima forma di colonia si presume possa essere nata la meravigliosa città di Ibla e Raia. Ecco il nome originario, com'è che si chiamava Ragusa anticamente, Ibla e Raia. Okay. Perché? Molti studiosi, anzi direi, hanno approfondito gli studi sull'origine di questo nome e hanno determinato che il nome possa anche derivare dalla dea sicula Ibla, che era praticamente la dea protettrice intanto dei campi, della Mh. fertilità dei campi, ma anche della fertilità umana e dell'amore stesso. Quindi questi sono orientativamente le origini da cui si pensa possa derivare il nome di Ragusa, questa stupenda città siciliana orientale. Ma storicamente Ragusa fu anche assediata, fu colonizzata da tanti popoli, un po' come abbiamo visto per tutte le altre nostre province. Anche qui passarono i Romani, fu presa anche dai Bizantini. Gli arabi addirittura già nell'844 l'avevano già assediata. La tennero fino al 1061, quando Ruggero I d'Altavilla finalmente liberò la città. Passarono anche gli Svevi, gli Angioini, i famosi francesi, ma il popolo che veramente lasciò un segno, una traccia indelebile del loro passaggio nella città di Ragusa furono gli aragonesi. Gli aragonesi che riuscirono a fondare intanto la famosa contea di Modica, ti dirò adesso perché è importante, e allo stesso tempo introdussero l'utilizzo di una cosa importantissima dal punto di vista enogastronomico, il cioccolato. Eh, Oh. Successivamente con i Borboni nel 1812 praticamente la Ragusa viene inclusa addirittura nel distretto di Modica. Vedi quanto era importante Modica. Ah. Oggi perché diventa importante nominare Modica? Ovviamente perché è una bellissima cittadina, è grandissima, io la chiamo cittadina per non metterla a confronto con Ragusa stessa, ma l'importanza di Modica dal punto di vista enogastronomico resta il cioccolato. Non solo, ma il cioccolato è una di quelle cose che appunto esalta la magnificenza di questo luogo. Esatto. Considera che il cioccolato modicano è originario del XVI secolo e lo portarono appunto gli spagnoli che appresero quest'arte della lavorazione appunto del cioccolato dagli Aztechi.
Gli azzecchi praticamente cosa facevano? Prendevano le fave di cacao, li passavano in una famosa macina in pietra che si chiamava metate e successivamente, tipo quella che viene utilizzata per i cereali, per intenderci, e Ok, passando queste fave di cacao riuscivano ad ottenere un impasto semiduro. Perché ti dico che è sicura la presenza di questo cioccolato, la nascita del cioccolato con gli spagnoli? Perché gli aztechi non conoscevano l'utilizzo dello zucchero. L'utilizzo dello zucchero noi lo conosciamo con l'introduzione degli arabi, con tutto quello che ci portano gli arabi. E quindi riusciamo a capire che l'introduzione di questo famoso cioccolato modicano, che non è altro appunto che del cioccolato che viene, intanto le fave vengono tostate, poi viene passato ancora nella maniera antica come si usava una volta e vengono portate alla temperatura di 40 gradi. Successivamente diventa una pasta semifluida, a questa aggiungono dello zucchero di canna e insaporiscono con della cannella, della vaniglia, zenzero e peperoncino. Ecco perché è così ok. buono, così si differenzia un po' dagli altri cioccolati. Ed è Famosissimo in tutto il mondo, diciamo, il cioccolato di certo, Modica. certo, ed è appunto anche di cioccolato che parleremo con il nostro ospite. Chi Ospite è il di oggi. nostro ospite, carissima Cristina? Carbonetti, intanto una domanda. Anche oggi vedo che hai studiato, ma queste cose le leggi o le impari a memoria ogni Allora, volta? Che queste diventi cose troppo bravo. intanto fanno parte di me, Eh, della mia, del tuo background del mio culturale, background, diciamo. ma Ok, ho dei piccoli segni per poter ovviamente fare un diagramma di flusso per poter, non mi poter scordare niente, hai perché capito. ovviamente sono tantissime le cose che uno deve dire, ma però ovviamente dobbiamo cercare sempre di focalizzarci su Certo. quelle che sono più importanti. Hai il gobbo, Carbonetti, Non abbiamo ce l'ho il capito. globo, non ce l'ho il globo. C'hai il gobbo. No, va bene, bravissimo come sempre, chiarissimo. Allora, io direi a questo punto, se siete d'accordo, di chiamare direttamente l'ospite di oggi che è stato in attesa, ha ascoltato tutto quanto, credo. Il nostro chef di oggi lo presento. Allora, ha tantissimi riconoscimenti, premi anche lui, per esempio vincitore premio Risto Award Italy per il cannolo di tonno, e tra poco ci spiegherà cos'è, docente presso istituti di formazione di Siracusa e Modica, partecipazioni al programma Cuochi e Fiamme, nomina di cavaliere dell'Ordine dell'Aquila d'Oro, impegnato tra l'altro anche nel sociale con diversi show cooking a favore tra l'altro della ricerca contro la fibrosi cistica, per esempio, anche il morbo di Parkinson, eccetera. Allora, a parte questo, tantissime altre cose, io lo chiamo subito il nostro Luca Giannone, chef, che esattamente dovrebbe essere di Scicli. Dici, no, io sono un ragusano puro, di puro sangue, vivo a Scicli da 20 anni. Ciao, Ah, buona Conosci- serata. Buonasera a tutti, ciao, ciao ragazzi. belli Sì, complimenti gli occhiali, chef. grazie. Io ho una mania per gli occhiali e per i cappelli. Ho 18 paia di occhiali e 27 cappelli. Proprio me li colleziono, proprio una cosa che mi piace davvero tanto. Hai visto? Perché noi cuochi siamo sempre in divisa, giusto Mariano? È vero, è la nostra seconda E pelle. però ci differenziamo con la giacca un po' più particolare, l'occhialino è qualcosa di diverso. Hai capito? Bravo, E bravo. quindi sempre... Secondo me Cristina è invidiosa perché gli occhialini così graziosi non ce l'ha. Luca, tranquilla, vai avanti. È vero, Comunque non c'è Mariano, complimenti allora, davvero, ma tu devi fare il professore di storia, non lo chef. Sì, sì, infatti sto cercando un Pazzesco, che pazzesco. cambiasse mestiere, devo dire, no? sto cercando un attimino di tirare il remo in barca e di dedicarmi a quello che amo di più. No, ma scherzo, il mio lavoro No, è no, bello. no. Buttare, Allora, diciamo, la giornata sui fornelli, sui fuochi, e quello là è il mio mestiere. Però ovviamente mi allora. piace tantissimo quella che è la storia della nostra gastronomia. Perfetto. Perfetto, allora, che cosa faremo oggi? Mariano Carbonetti, Luca Giannone, il nostro ospite chef. Oggi io so che c'è qualcosa di bello interessante da proporre. Intanto parliamo di cibo, perché di cosa potremmo Di parlare? cosa potremmo parlare? Ma qua non arriva niente, io lo dico ogni lunedì, ma ancora non si Io sa un tempo niente. noi facciamo consegna a domicilio, te le posso portare fin davanti al portone se vuoi. Mi ordini 1000 cannoli di tonno e te li vengo a portare. Ma cosa Perché... sono i cannoli di tonno? A proposito, perché tu sei vincitore premio Risto Award per il cannolo di tonno? Mi spiegate un attimo, perché io lo Sì, ti sconosco. spiego molto velocemente perché sennò poi perdiamo troppo tempo, Vai. parleremo di altro dopo. Allora, questo canale mi ha fatto vincere praticamente la medaglia d'oro assoluto su 18 chef, ho preso un riconoscimento meraviglioso e sarebbe un sashimi di tonno, praticamente delle fettine di tonno crudo con dentro della ricotta di bufala
poi servito su una crema di zucca gialla, lenticchia fritta e tartufo di Palazzo Lacrane. È semplicissimo, Sì, però sono... Sai, semplice abbastanza, però sono dei sapori messi bene, appunto, giusto. Hai Poi, capito? a proposito di cannolo, perdonami se ti interrompo, stavo pensando alle fave di cacao di quale tu parlavi prima, ok? Fave di cacao monicane, vengono tostate, come dici tu, poi viene fatto il cioccolato, alcune io le utilizzo per mettere nel cannolo di baccalà. Io faccio addirittura un cannolo salato con una cialda salata, però col baccalà mantecato, e poi invece di metterlo nel cioccolato normale lo intingo nella fava di cacao. Questo qua è anche un piatto molto buono, è un'idea di come utilizzare il cioccolato. È anche Poi, un'idea per restare legata alle tradizioni. Bravo Luca. bravissimo. E poi anche tu l'hai fatta mai la caponata col cioccolato? Certo, io lo metto sempre una spolverata di cioccolato nella salsa. Assolutamente, è buonissima la caponata. Vabbè, cose vostre, io me ne vado perché No. Però Cristina, sono quelle cose che ti fanno riflettere, perché se un collega ti dice una cosa del genere, intanto è perché ha delle belle conoscenze, e poi è perché attraverso queste piccole discussioni uno riesce a tramandarle queste cose. Bravi. Tu lo sai, Cristina, quante caponate ci sono in Sicilia? Quante versioni? No, io vedo che ci sono addirittura 26 versioni di caponata, ognuno la fa a modo suo, e poi ancora c'è chi la personalizza col cioccolato, chi con una confettura di pere, e la caponata, magari usciamo fuori dal discorso, è carino da dire, è nato prima con il capone sarebbe la lambuca. Ok, quindi praticamente era il capone con le verdure, però siccome anticamente non tutti si potevano permettere di utilizzare il pesce, il capone è stato sostituito dalla melanzana, e quindi da lì nasce la caponata di melanzana. Giusto, Mariano? Diciamo che ognuno ovviamente anche nei propri posti ha delle teorie, proprio la teoria della caponata è immensa, quindi ci sarebbe da fare una trasmissione solo per parlare della caponata, ma noi Cristina non vuole, e quindi cominciamo a parlare dei nostri piatti. Che cosa ti proponi oggi, Luca? No, perché abbiamo poco meno un quarto d'ora, più o meno, poco più. Quindi veloci, oggi che cosa facciamo, Luca? Quindi oggi volevo parlarvi dello sfoglio rausano. Come si dice, Cristina? Sfoglio. Bravissima, sfoglio rausano, che praticamente è una sorta di sfoglia con la ricotta e la salsiccia. È semplicissimo da fare, è un po' la lavorazione delle pieghe da fare che è un pochino complicata, ve lo spiego velocemente. Allora, per l'impasto serve un chilo di... no, aspetta, ho sbagliato, eccola qua. Serve 250 grammi di semola, un pizzico di sale, 2 uova, un po' d'acqua e una noce di strutto. Impastiamo tutti questi ingredienti insieme e lasciamo riposare all'impasto per una ventina di minuti. Dopodiché stiriamo l'impasto abbastanza sottile, quindi bello largo, e lo spennelliamo tutto con dello strutto in modo che si inzuppi per bene. Poi si chiude a cravatta. E dopodiché per tutta la lunghezza spalmiamo di nuovo lo strutto e lo arrotoliamo tipo una chiocciola. Quando è bello arrotolato lo tagliamo a metà per il senso della lunghezza e formiamo 2 dischi. Questi dischi dobbiamo schiacciarli leggermente con la mano e allargarli col mattarello in modo da allargarli massimo mezzo centimetro, non di più, quindi abbastanza spesso. In un disco mettiamo la ricotta a fette, la salsiccia sgretolata e tolta dal budello, pepe nero. Come? Cruda, quindi poi si... Cruda, certo, la salsiccia sgretolata, quindi togliendola dal budello, un pizzico di pepe nero, un filo d'olio, e poi andiamo a chiudere con l'altro disco di pasta allargato alla stessa maniera. E poi sigilliamo le circonferenze con un procedimento che si chiama riefco, che serve praticamente pizzicando la pasta in modo da formare tipo una treccina tutto attorno. E questa è una ricetta... Se non sbaglio poi lo facciamo vedere com'è il riefco. Sì. Penso che ora mandiamo poi il video. Molto bella. Poi scusami un attimo al completo, spennelliamo con dell'uovo o con del latte ed inforniamo a 230 gradi per circa 20 minuti. Ed è un piatto che si prepara a Natale ed è proprio antichissimo questo piatto, lo prepara mia mamma da una vita praticamente. Va bene, ma noi anche se si prepara a Natale ce lo mangiamo a gennaio, febbraio, marzo, aprile, anche d'estate, chi se ne frega. Assolutamente, d'estate un pochino pesante come piatto, però va bene. Poi l'altro piatto di cui volevo parlare invece è una tradizione sciclitana, perché le impanate sono come le scacce ragusane,
poi quelle più grandi si chiamano impanate, che sono dei cerchi, tipo delle ruote, praticamente possono essere anche di 20 cm di diametro, anche di più, farciti con diversi ingredienti. Si fanno con i broccoli, si fanno con l'agnello, si fanno col tacchino, col pollo, addirittura le ho viste fare con le lumache sgusciate, lumache e funghi, quindi le varietà sono infinite. Luca, dimmi. Perdonami, facciamo una cosa, facciamo vedere l'immagine così poi tu la puoi commentare meglio, d'accordo? Dai, vediamo. Certo. Mamma mia, bellissimo. Dovrebbero diventare queste patrimonio dell'umanità, credo. Veramente, anche secondo me davvero. Arte, è storia, è gusto, è tutto in queste preparazioni. È vero. Quindi quelle che abbiamo visto sono praticamente la prima immagine è quella dello sfoglio, la prima e l'ultima, ok? Poi quelle in mezzo sono tutte queste impanate. Queste impanate sono nient'altro che la pasta del pane. Proprio pasta del pane non è, poi ripeto, anche qui calcola che a Monica li fanno in un modo, a Ragusa in un altro, a Scicli in un altro, ognuno ha la sua ricetta. Quelle che noi facciamo nella tradizione sono fatte con farina di semola, poi mettiamo un po' di sale, olio di semi, un po' di vino bianco, lievito e acqua tiepida. Perché il vino bianco? Il vino bianco ti dà quella croccantezza in più alla pasta. Okay. E favorisce la fermentazione, no? E favorisce la fermentazione. Non le facciamo lievitare. Il lievito ci è messo soltanto per lievitare un attimino in forno, per gonfiare un po'. Quindi non c'è nessun riposo, non c'è un prelievito, non c'è niente. Quindi impastiamo tutti questi ingredienti insieme. Quindi conviene prima preparare gli ingredienti per riempirli, ok? Quindi abbiamo gli ingredienti pronti, impastiamo la pasta. Quello che ho presentato in questo video è della tradizione proprio sciclitana e di Donna Lucata. Essendo una città marinara, Donna Lucata, abbiamo tanto pesce. Ad esempio un altro tipo le fanno con le seppie e le patate. Questa qua è fatta con palombo, che sarebbe il gattuccio, non so se lo conoscete, palombo, melanzana, pomodorino e spaghetti. Gli spaghetti. Cristina, perché stai ridendo, Cristina? Perché stai ridendo? Il palombo è un pesce? Sì, il palombo è un pesce. Vedete la un'altra cosa. No, ma ce la farò prima o poi riuscirete anche a leggere Cristina Ruffino, ICS, io compro siciliano, chef. Quindi prima o poi bisognerà. Luca, secondo me prima o poi ci farà le scarpe, guarda. Sicuro. L'unica cosa di cui non ci fregherà sicuro è la mia pancia. A me non mi soffrirà nessuno per panza, quindi non penso che ingratterai così tanto. Speriamo di no. Luca, volevo farti una domanda in merito a questa ricetta. Ma la pasta che viene utilizzata, che genere di pasta è? È una pasta particolare? No, la pasta quale? Quella che siete all'interno? Sì. No, sono degli spaghettini numero 3, sono piccolini, ma è una ricetta che a me sinceramente non piace, è stranissimo sentire la pasta col pesce, ma qui si usa da praticamente una vita. Quindi fanno praticamente questo impasto, come vi dicevo, e all'interno mettono una base di spaghetti, poi mettono le fettine di melanzana fritta, ovviamente fritta in olio d'oliva, in padella, e si toglie prima l'olio, e poi mettiamo questo palombo. Questo palombo viene viscerato, spellato, e poi viene fritto. È condito dopo che è fritto con abbondante olio, cipollotto, peperoncino, capperi, pomodoro, peperoncino non ho detto, e aglio, abbondante aglio. Questo ci vuole perché si deve sentire. Si mette sopra, quindi prima spaghetti, poi melanzana, poi palombo, e poi andiamo a chiudere con l'altro disco di pasta. Il procedimento è come lo sfoglio, e si chiude poi con il riefico, che se mangiamo il video facciamo vedere come si fa. Quello in video è mia moglie, attenzione, non sono io non riesco a fare un riefico, è una cosa anche perché non ti ho mai visto con le unghie dipinte, Luca. Mia moglie è più accanto a me, mi saluta. Vediamo. Vai, vediamo, diamo questo secondo contributo.
Mamma mia, Cristina, sai che cosa sembra? Sembra una macchina da cucire. Sai quando la macchina da cucire ti... Mamma mia, veramente queste sono belle cose. Veramente, queste sono cose bellissime, tramandate veramente dalle generazioni. Io ho imparato da pochissimo a farlo, un po' non riesco a farlo bene. Alla chiusura c'è mia moglie, io magari farcisco e condisco. E infatti, meno male che c'è la moglie, devo dire. Sì, però bello, poi alla fine esce fuori veramente una sorta di treccia, come dicevi prima. Perfettamente, no? Perfettamente. È tutto. Poi una cosa importante, su un'ultima cosa, queste impanate, se tipo le facciamo di agnello, quindi con la carne, hanno bisogno di una cottura lunghissima, quindi il forno deve essere 170-180 gradi massimo e cotte lentamente anche per 45 minuti o un'ora addirittura, dipende da quello che mettiamo. Il palombo, essendo già fritto prima, anche un pochettino meno, quindi fanno poco più alto e meno la cottura. Dimmi Mariano, scusami. Devo fare una domanda che poi penso possa interessare un po' a tutti. Visto che abbiamo parlato di cioccolato, abbiamo parlato di fave di cacao e così via, tu hai detto anche che utilizzi le fave di cacao in uno dei tuoi piatti, ma c'è qualche altro piatto dove utilizzi la cioccolata e riesci a mantenerti legato proprio al territorio? Perché è bello. Sì, alcune volte ho preparato un piatto che è semplicissimo, penso tu di dove sei, Cristina? Siciliana? Sì, Catania. Ok, il sugo di maiale, penso lo conosci, la carne di maiale al sugo, ok? Provate a fondere il cioccolato fondente di questo di Modica e metterlo sul sugo di maiale. Sembrerebbe una cosa allucinante, ma ha un sapore incredibile, veramente molto molto buono. Questo piatto me l'ha insegnato un mio amico, si chiama Andrea Giannone, che quando avevamo 17 anni abbiamo partecipato ad un concorso sul maialino da giovani e lui ha presentato questo piatto, questo sugo di maiale col cioccolato sopra, proprio tipo glassa, e ha vinto il primo premio. Incredibile, io non l'avevo mai provato, da lì ho cominciato ad utilizzarlo. È vero, anche perché l'abbinamento non si direbbe, insomma, che vada perché magari ti suscita un po' di acidità quando pensi a questa cosa, però... Ma tipo un'altra cosa particolare, noi mangiamo i ravioli col sugo, ok? Noi li facciamo dolci. Voi li avete mangiati i dolci con lo zucchero? O li mangiate salati? La ravioli di ricotta? Vabbè, noi abbiamo la tradizione anche dei dolci, dei famosi ravioli di ricotta e poi fritti. Però fritti come dolce. Noi li mangiamo invece con lo zucchero e il sugo di maiale. Quindi noi abbiamo questi contrasti di sapori pazzeschi e funzionano abbastanza bene. È legato anche alla storia, Luca, perché ovviamente l'utilizzo dello zucchero, l'utilizzo appunto di anche poc'anzi quando tu hai parlato della pasta messa all'interno di un disco di impasto, quello lì noi lo ritroviamo anche nell'epoca francese, lo ritroviamo con i Borboni, quando vengono per esempio i famosi timballi, il Gattopardo stesso in uno dei suoi grandi menù, quando si parla del menù del Gattopardo, poi si parla del famoso timballo del Gattopardo, dove c'è una sorta di pasta cotta all'interno molto ricca e poi questo sfoglio, questa parte croccante sopra. Quindi diciamo tutto quello che noi abbiamo deriva dalle fonti storiche che nel tempo siamo stati bravi noi siciliani a rubare. Non è vero che ci hanno lasciato. Onoratissimi di essere siciliani, davvero. Tra poco vorrei fare una domanda allo chef, ma intanto andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, andiamo a vedere. Tirza Maria, buona serata a tutti voi. Ciao, buona serata anche a te, cara. Antonello, buona serata a tutti. Ciao Antonello. Accursio, buona serata a tutti. Andrea, buon pomeriggio a tutti voi. Io compro siciliano e un super saluto al grande Carbonetti e ai suoi fantastici ospiti. Ciao Andrea, buon pomeriggio a te. Buona serata a tutti e complimenti, scrive Matteo. Ciao Matteo. Buona serata a tutti da parte di Venera. Ciao cara. Ciao Cristina, ciao Alessandra. Un bacio. Buonasera a tutti e buona settimana. Buon pomeriggio amici, un saluto alla bella Cristina, allo chef Carbonetti e a tutti gli ospiti. Ciao Filippo Lembo. Buona serata, un abbraccio al professor Mariano Carbonetti, Firenze vi aspetta. Tra poco parte il nostro chef. Complimenti a Luca Giannone, Antonino, ciao. Super anche i vostri. Leggete voi. Imbanatigli, un dolce veramente ottimo e soprattutto di grande storia. Imbanatigli. Complimenti allo chef Luca Giannone, ottimo il cioccolato di Modica. Io uso le scaglie di quelle al peperoncino per guarnire le tartare di tonno. Bravo. Buon pomeriggio, ciao Marina. Buon pomeriggio anche a te. Ciao. Esattamente i maccarunedda
Bravo, lo chef Luca Giannone. Esatto. Andrea, noi che ci segue da tantissimo, è un fedelissimo Dio compro siciliano, è uno chef che vive a Londra ed è inserito nel contesto lavorativo professionale abbastanza bene, quindi conosce molta gente, conosce molti professionisti. E ti posso dire una cosa, ho avuto l'onore di averlo allievo, Andrea è stato un mio allievo, e sono fiero di dirti che veramente è diventato un grande professionista. Ecco perché ti segue. E poi è una cosa bellissima, perché lui è di origine araba, ma fa cucina siciliana a Londra, cioè riesce a portare i nostri prodotti, riesce a portare tutta quella che è la nostra tradizione, e quando lo senti parlare sembra più siciliano di me, credimi. Hai visto? Bellissimo, la Sicilia nel mondo portata da un arabo, bellissimo. Luca Giannone, il nostro chef, visto che ci ha fatto capire che è una buona forchetta, che cosa cucina di buono? Il tuo piatto preferito qual è? Il mio? Ma non c'è un piatto che cucino o un piatto che mi piace mangiare? Vabbè, il piatto, allora, intanto diciamo il piatto in assoluto che ti piace mangiare di più. Ma la parmigiana di melanzane è buonissima, con la melanzana fritta. L'altro giorno vedevo un film qua, una trasmissione di cucina in TV, e hanno fatto la melanzana a forno. Vabbè, ci sta, ma se una cosa dietetica è fritta la melanzana, giusto Mariano? Cioè, assolutamente. Io amo, sono d'accordo con te. E invece il piatto che le riesce meglio, chef? Non lo so, è una domanda un po' particolare questa. Sono tanti, perché io tutto quello che faccio lo faccio con immenso amore, veramente quando cucino sono in un altro mondo, quindi non c'è un piatto che mi riesce meglio, diciamo un po' tutti, o assolutamente non te lo so dire. Tra l'altro Cristina, Luca fa anche l'ottimo sushi, anche se diciamo che non c'entra niente. Però è bello che anche uno chef siciliano si possa aprire a nuovi orizzonti, possa applicarsi diciamo, a quella che è la richiesta del mercato, perché lavorando nel campo ristorativo riesce a fare tantissime belle cose. Io lo seguo sempre, a parte che fa parte ormai stabile del nostro gruppo di professionisti e mi rappresenta in maniera eccellente la provincia di Ragusa, però lo seguo sempre. Grazie davvero, grazie. Tra l'altro mi hanno detto che lei ha una bellissima famiglia, no? È la moglie che comunque sicuramente Luca ti aiuterà, no? A chiudere. Assolutamente, qua la presento, vieni amore, ce l'ho qui accanto. Ma poi so anche che avete una figlia Star, è vero? Abbiamo una figlia? Star? Sì, Star. Marta, vieni amore. Ciao. Ciao. Moglie Gabriella. Marta. Meno male che ci sei tu. Meno male che c'è lei. E qui c'è Martuccia che è la grande, vuole fare la food blogger, la grande. E la cuoca. Ma prima di fare la cuoca, perché è bravissima, io ho visto fare delle cose a Marta, è veramente brava, complimenti. Una cosa che mi piacerebbe parlare più in là, se vi va, delle erbe spontanee, che ci sono, abbiamo migliaia di erbe spontanee nel territorio ebleo e ne conosciamo veramente pochissime. E lei è anche un'esperta. Mio nonno mi portava a spasso a raccogliere le erbe, a Gugliuta Relax, la chiamiamo noi. E lei è bravissima, riconosce il finocchietto selvatico, riconosce le ortiche, giusto? Poi i funghi, il crescione. E questo secondo me è una cosa che dovremmo veramente tramandare ai nostri figli. È vero. Perché io e anche agli chef li consiglio sempre, veramente, con un paio di scarpe sporche, un coltello, un sacchettino di plastica, puoi far mangiare alla gente, i tuoi clienti, spendendo zero, a chilometro zero, e veramente dando qualcosa di veramente prezioso. Questa è una cosa che la sento col cuore. Io ci sto. Allora Luca, facciamo così, la prossima volta che noi ci incontreremo per il territorio di Ragusa, che ovviamente ci rappresenterai tu, parleremo della cucina popolare, la cucina contadina, e faremo espressamente riferimento alle erbe spontanee e tutto ciò che cresce nel territorio. Va benissimo. Io sono d'accordissimo su questo, veramente approvo appieno. Grazie al nostro chef Luca Giannone e alla sua splendida famiglia, quindi ci vediamo presto perché ormai abbiamo fatto un accordo, diciamo. Ciao Marina, ciao, complimenti, sei bravissima. Grazie chef Luca Giannone, alla prossima. Alla prossima, buona serata, ciao, grazie a tutti. Grazie, ciao.
Mariano Carbonetti. Ed eccoci qua, anche stasera siamo arrivati alla fine, è stata penso una bella puntatina, perché quando c'è Luca o quando ci sono persone così belle, spontanee, così allegre, così vere, seguire una trasmissione del genere diventa ancora più bello. È vero, ma in questo momento dove sei? A Palermo, no? A casa? No, adesso mi trovo a Tokyo. Ho avuto un incarico importantissimo e mi trovo a Tokyo, però poi tornerò a casa. Ma chi? Sono a Palermo, io nella mia Palermo sono, Cristina, che ci vado a fare? Guarda, hai detto una bugia, perché tanto dietro si vedeva tanto di Trinacria, tanto di Sicilia. No, in tutti i posti dove vado me li porto ancora. Va bene Mariano, noi ci vediamo lunedì con te. Lunedì hai già idea di che cosa, dove ci porterai? No, non ce lo dici. Già è stato programmato anche questo, te lo posso dire? Vabbè, dai, spoileriamo, vai. Come? Vai, spoileriamo, dillo. Spoileriamo. Allora andiamo a Caltanissetta, avremo ospite il grandissimo maestro Lillo De Fraia. Stavolta sto leggendo però, è il maestro Lillo De Fraia, che è cavaliere del lavoro, insomma un grandissimo personaggio. Non manca. Va bene, grazie Mariano Carbonetti, al prossimo lunedì. Cristina, grazie. Grazie. Ovviamente la Cucina dei Ricordi ritorna il prossimo lunedì alle 18, mentre noi continueremo la nostra settimana. Domani l'appuntamento sarà con nutrizione e benessere. Attenzione, anche domani avremo una puntata interessantissima, quindi vi consiglio di non perderla. Poi mercoledì lo sport e salute, giovedì moda e tendenze, venerdì chiuderemo la settimana con i viaggi di Io Compro Siciliano. Ma è ancora troppo presto per parlare del weekend. Grazie a Paolo, che è stato il nostro assistente in regia anche oggi. Grazie alla nostra Marzia che ci ha seguito ovviamente come tutti i giorni per quanto riguarda la redazione. Da Cristina Ruffino è tutto, ci vediamo domani a partire dalle 18. Buon pomeriggio a tutti, seguiteci sempre. Grazie, Io Compro Siciliano. Ciao, sigla.